Benvenuti, oggi è sabato 11 maggio 2022. Il sole sorge alle 5.54 e tramonta alle 19.58. La luna sorge alle 14.49 e cala alle 3.26. Il santo del giorno è Fabio. Visse intorno al III secolo d.C. e fu discepolo di Sant'Antimo. Fece una bruttissima fine, venne torturato e decapitato a Roma per non aver accettato di offrire un sacrificio a Bacco. Anche il tramezzino ha la sua giornata internazionale. Creato in Piemonte, a Torino, il termine fu coniato da D'Annunzio. Lo scrittore lo chiamò come diminutivo di tramezzo, cioè uno spuntino tra colazione e pranzo. La paternità della creazione culinaria è però del caffè Molassano di Piazza Castello a Torino, che lo inventò nel 25 come la versione italiana del più famoso sandwich, inventato a sua volta da John Montagu, duca di Sandwich. Montagu era solito giocare d'azzardo e non voleva mai abbandonare il tavolo neanche per mangiare. Per questo, per chiudere quel leggero buco della fame senza smettere di giocare, si faceva preparare un panino imbottito. Man mano tanti altri giocatori seguirono il suo esempio, chiedendo lo stesso che prende Sandwich, per poi arrivare a dare proprio il nome di Sandwich a questo panino. Festeggia oggi 92 anni Valentino Clemente Ludovico Garavani, noto semplicemente come Valentino, stilista di fama mondiale e creatore dell'omonimo marchio. È nata l'11 maggio del 1978 la supermodella e attrice francese Laetitia Casta. La sua carriera è cominciata a 15 anni, quando è stata scoperta da un fotografo durante una vacanza di famiglia in Corsica, nella terra natia del padre. Infine auguri ad Alessandro Cattelan, che oggi compie 44 anni. Il presentatore radiofonico e televisivo ha raggiunto il grande successo grazie alla conduzione di X Factor. Molti erano giovani bergamaschi, animati dal desiderio di liberare la Sicilia dagli stranieri e unire l'Italia. Il manipolo di volontari arrivò l'11 maggio del 1860, sulla costa di Marsala, sotto la guida di Garibaldi. L'evento che la storia ricorda come lo sbarco dei Mille. Quel drappello si allargò in poco tempo grazie ai tantissimi picciotti dell'isola, fino a diventare un esercito che riuscì nell'impresa di sconfiggere i borbonici. Il deodorante fatto in casa con il bicarbonato di sodio aiuterà a neutralizzare gli odori indesiderati. Se invece utilizzerete gli oli essenziali, i cattivi odori saranno mascherati con un piacevole profumo. Uno dei migliori è proprio quello al legno di cedro. Buongiorno ai 12. La luna oggi passa dai gemelli al cancro, quindi dalla comunicazione al mondo affettivo. Vediamo cosa significa per i 12. Ariete, la mattinata procederà spedita tra una serie di impegni e mille cose che volete fare proprio per iniziare serenamente questo weekend in cui desiderate libertà. Quindi dopo datevi alle mollezze e soprattutto al riposo, perché solo se riposate bene potete fare tutta l'immensa quantità di cose che avete in mente questo fine settimana. Toro, la giornata di oggi prevede una mattinata un po' confusa, mentre invece verso metà della giornata la luna passa in cancro, diventa amica, ricomincia a comunicare con i vostri pianeti ospiti e tutto sembra avere una dimensione un pochino più speciale, più birichina, più giocosa, soprattutto in amore, dove vi divertirete a stuzzicare il partner. Gemelli, la luna oggi abbandona i vostri gradi, in mattinata vi lancia però ancora qualche piccolo messaggio, quasi un'intuizione, una percezione. La quadratura con Nettuno vi darà qualche sensazione un po' così, tutta da decifrare. Cancro, la giornata di oggi prevede l'arrivo in giornata della vostra dea, la vostra luna nei vostri gradi e vi riaccendete di nuovo di sentimento. Una luna che però dovrà fare i conti con Marte, quindi evitate gli eccessi e non siate troppo aggressivi se vi sentite messi in discussione semplicemente per qualche domanda che chi vi ama ha pure il diritto di farvi. Leone, la giornata di oggi è una giornata interessantissima, visto che la luna
passa in un romantico cancro, ponendovi anche alcune domande su qualcosa di nostalgico che sentite per adesso nell'amore, come un tempo vagheggiato che per adesso per vari impegni tra voi e il partner non può esserci, o per un interesse nuovo per i singoli che sembra un po' turbare la vostra sensibilità. Vergine, giornata oggi molto interessante, si passa da una mattinata un po' confusa invece a una giornata in cui vi rifugerete molto in famiglia, dove troverete accordo e sostegno e anche una prospettiva di un buon lavoro di squadra per portare a termine un progetto che non riguarda solo voi ma tutto l'ambito familiare. Bilancia, la luna oggi sarà molto interessante in mattinata perché vi porterà messaggi, telefonate e proposte per questo weekend. Un weekend che però vorreste iniziare con un po' di riposo proprio perché la luna ponendosi in cancro nella seconda parte della giornata vi farà sentire un po' stanchi e avrete voglia un po' di rifugiarvi sul divano, il che non durerà a lungo perché la serata è piena di sorprese. Scorpione, una giornata che finalmente porta una luna amica a farvi una carezza, visto che questa settimana gli astri vi hanno un po' osteggiato e o trascurato. Mentre la luna in trigono in serata promette di farvi iniziare un weekend all'insegna della passione e anche di un gioco di fuoco molto interessante. Sagittario, la giornata di oggi è una giornata che prevede la vigoria di un forte Marte, anche perché finiti i dubbi della luna che passa in cancro, quindi smette di farvi dispetti in opposizione, oggi vi potrete godere passione, amici e relazione umana, quindi uscite fuori, divertitevi e dialogate con chi ritenete opportuno. Capricorno, una giornata oggi che prevede una luna che a un certo punto vi romperà un po' le uova nel paniere, proprio perché la luna d'opposizione aggrava un po' di più quell'ansia e quell'aspettativa del tempo, per cui per adesso fibrillate un po', ma è solo una leggera sensazione e gli altri pianeti vi garantiscono un'assoluta riuscita, quindi state tranquilli. Acquario, la luna in mattinata vi saluterà raccomandandovi qualcosa da attenzionare. Poi passare in cancro e sparirà un po' dai vostri radar, lasciando Plutone libero di dialogare con Giove per un progetto veramente molto ambizioso. Inizia una fase molto positiva perché l'inizio di questo trigono tra i due pianeti presagisce una primavera iniziata quando il Sole arriverà in Gemelli, che porterà risanamento e positività in tutto. Pesci, la giornata di oggi prevede una luna che seppure mattinata vi confonderà un po', dal pomeriggio in poi sarà veramente molto piacevole, proprio perché una sorpresa a pranzo, un cambio di programma inaspettato vi sorprenderanno in una maniera molto piacevole. Tempo per l'amore. I soldi non possono comprare la vita. Avrebbe detto questo poco prima di morire, il signore del reggae. Era l'11 maggio del 1981 quando il mondo della musica ha dovuto dire addio a Bob Marley. Dell'artista giamaicano, stroncato da un cancro a soli 36 anni, restano non solo le canzoni, ma anche uno stile di vita al quale in molti si sono ispirati. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Ci salutiamo con la frase del giorno. Se il tuo petto non può mantenere il tuo segreto, come potrà mai mantenerlo quello a cui l'avrai confidato? Vabbè, vi confido un segreto anch'io. Noi ci vediamo anche domani con un'altra imperdibile puntata del nostro Almanacco.